mestiere che vado a trattare ancora, un nuovo mestiere ma che si sta antico e che si sparì anche quest'altro, è il codega. Cosa c'era il codega? Sul dizionario boerio, questo si riporta anche là, dice forse derivato, come alcuni tengono, dal greco odegos, guida. Diciamo noi al servitore di piazza che la notte accompagna a casa altrui, portando il fanale, zana, zanaiolo, ferraiante, cioè dice di guardare la parola ferrante. In inglese l'ho scritto as some people think maybe it's derived by Greek people, oligos, like Greek language and people. Guide leader who accompanied other people towards their house by carrying the lantern. Concertain le pense peut-être est-ce que c'est dérivé de la langue grecque, oligos, guide leader, qui accompagnait d'autres personnes vers la maison en portant la lanterne. Comme quelques personnes pensent, peut-être il est dérivé par le mot grec oligos. It's said for the square servant to lead accompanies other people towards their houses by carrying the lantern during the night. Questa è un'altra traduzione. On dit du serviteur de place qui conduit les autres personnes chez elles, en portant pendant la nuit le feu, la lanterne. Zana zanaiolo. Fare il codega, dice, lavoro che consisteva nell'essere una guida con un ferraglio in mano. Lavoro che consisteva nell'essere una guida con una lanterna nelle proprie mani. All job. To be a guide for someone having a lantern in your hands. Être la guide pour quelqu'un en ayant une lanterne dans les mains. E poi l'ho scritto anche in 3 altre lingue. E da questo tipo di mestiere antico arriva il modo di dire tenere il moccolo. A sorrisene, questo proverbio anche italiano, è proprio qui. E si può dire che fosse come una specie di bodyguard, in un certo senso, perché accompagnava proprio le coppie o le persone insomma che avevano bisogno, perché anche ai tempi la città era pericolosa. Ecco anche un altro termine di mestieri veneziani scomparsi. Se vedremo al prossimo video se riesco a trovare altri mestieri che si sparì